E Roma rappresenta, per certi versi un po' prima Cagliari, un modo per scappare da Nuoro. Cioè, Roma è l'obiettivo più alto, la Gerusalemme dell'arte, usa questa espressione, ma è, come dire, il punto terminale di un progetto, che è un progetto di esistenza, no? Che ha come tappa intermedia sostanzialmente Cagliari, di fatto Cagliari, perché è nel viaggio a Cagliari che lei compie a circa 30 anni, a 29 anni, che lei conosce Madesani. Nel giro di poche settimane si sposano e lei poi che preme per questo matrimonio lampo, si sposano a Nuoro, ma lasciano Nuoro il giorno stesso del matrimonio, stanno qualche settimana, qualche mese a Cagliari, ma poi è la stessa Grazia che non si può dire manovra, ma insomma scrive le sue lettere, muove le sue carte per avere un trasferimento del marito di Madesani, che è un funzionario statale, a Roma, no? Ma è lei che muove in questa direzione, cioè non è Madesani che la porta a Roma, è lei che porta a Roma Madesani, e Madesani che lei vuole, che lei ama, poi quello tra i due, nonostante alcune immagini diverse, è un matrimonio, è un vero matrimonio d'amore, un legame molto profondo, quello che i due realizzano, ma si ha anche l'impressione che il matrimonio costituisca, no, un mezzo per uscire fuori di casa, che nel caso di Grazia vuol dire uscire fuori da Nuoro.